E per l'Italia dei Valori, Giovanni Fittante, quale è l'argomento, la questione imprescindibile? Ne ha citate diverse, alcune nel corso di questo dibattito, ma per dare un messaggio di chiarezza, ecco, se dovesse essere necessario a chi ci segue. Sicuramente la legalità, l'evasione fiscale, il credito delle piccole e medie imprese e delle famiglie. Non capiamo perché in Europa si può avere il costo del denaro al 2% e in Italia si paga 5 volte, 10 volte tanto, fino addirittura al 15%. Per cui se vogliamo essere un'Europa vera dobbiamo avere anche pari opportunità in termini di costi del denaro, con un contratto unico di lavoro. Non si capisce se un lavoratore è un lavoratore italiano o un lavoratore europeo. Allora perché ci devono essere differenze di diritti e di tutele? Allora facciamo un contratto di lavoro a livello europeo, un patto per la crescita, la banca centrale che possa stampare moneta, gli eurobond che possono evitare i rischi di crisi finanziarie e anche di speculazione, il cuneo fiscale, la riduzione dei costi del lavoro, il contratto ovviamente europeo. Io penso che su questi temi chi vota Italia dei Valori sa che l'impegno ci sarà e sarà massimo e che su questi temi noi non saremo intransigenti. È un partito che sta riproponendosi, quello che chiediamo agli elettori è un piccolo gesto, come fece Rosa Parks nel 1955, da un piccolo gesto può derivare un grande cambiamento. Grazie.